il valore di messaggi che permettono di far capire quanto è importante sostenere il sociale. In questo senso è la forza anche di questo mondo. Adesso, come accennava il Calcio Padova, diciamo che ha sposato molto, forse perché siamo nella stessa città, forse perché siamo vicini, forse perché sono sempre stati sensibili. Prima voglio ricordare Concestaro, che è anche il fondatore di Città della Speranza, e adesso con il nuovo presidente che ci ha ospitati un paio di settimane fa in occasione della partita con Del Piero come fondazione, e quindi questo legame qui a Padova è nato già parecchi anni fa e lo si vede nel territorio, perché ci ha dato parecchie opportunità di sia raccolta fondi che di far conoscere Città della Speranza. Quindi spero e penso che questo viaggio assieme possa continuare, perché è importante proprio per veicolare questo messaggio. Quindi grazie a tutti e grazie per l'opportunità. Buonasera a tutti, da parte nostra ci sarà l'impegno che questo viaggio insieme continui, anzi che si fortifichi, perché l'anno scorso io, avendo la fortuna di essere anche il capitano del Padova, ho indossato la fascia di capitano che dovremmo avere anche con il logo della Città della Speranza. A Padova sono più o meno 3 anni che abbiamo l'abitudine e il piacere che purtroppo anche per colpa nostra, a causa dei maggiori impegni che abbiamo, di frequentare poco la Città della Speranza, perché abbiamo 2 o 3 volte l'anno abbiamo avuto la possibilità e la fortuna di visitare il centro, che è presso il centro di Padova, l'ospedale. Quindi da parte nostra ci sarà sicuramente l'impegno di avere più presenza durante l'anno. Da parte nostra è un onore, perché iniziative del genere fanno sicuramente riflettere, sono una fortuna per noi di poter essere di esempio per tanti ragazzi che seguono questo sport. Una cosa che vorrei dire, che mi piacerebbe molto, è che oltre ad affrontare questo, diciamo, il fatto di sponsorizzazione il sabato, che a volte non per l'importanza passa in secondo piano, perché durante il giorno della partita l'impegno sta durante la partita, nonché sia più importante la partita di queste iniziative. Però da parte nostra sarà sicuramente una cosa più frequente durante la settimana, e io per primo, insieme ai miei compagni, ma penso di parlare anche per i miei colleghi di altre squadre con i quali ho avuto il sabato modo di parlare, che sono molto, molto solidali da questo punto di vista. Quindi ringrazio tutti, grazie per l'invito, Presidente. E ci sono inviti? No, per oggi, per essere stato chiamato qui a rappresentare la società e i miei colleghi, quindi grazie ancora. Grazie. Perché voglio fargli anche un'altra domanda. Noi stiamo affrontando il tema come Lega e come società della responsabilità ad ampio spettro. Il nostro è un campionato che viene giocato sotto le insegne del rispetto, così come avviene a livello europeo, ma siamo l'unica Lega europea che ha adottato almeno la simbologia. Poi il rispetto è una cosa che più che descrivere bisogna interpretare, ma è un altro tema e cercheremo di migliorare anche in questo senso. Uno dei passaggi importanti sul versante della responsabilità è il giuramento che i capitani con i presidenti e allenatori su tutti e 22 campi hanno letto nelle prime 2 giornate. Noi abbiamo voluto rendere plateale, diciamo così, l'impegno nei confronti del contesto, della storia, della maglia, del calcio, perché vogliamo che questa volontà di migliorarsi si manifesti in maniera clamorosa, dove è possibile, come è possibile, e credo che faccia bene ad ognuno di noi. Dammi una tua interpretazione di quella lettura, che non è una lettura così teatrale, no, assolutamente è un'interpretazione che parola dopo parola voleva avere un significato. Da un punto di vista personale avrei avuto più tempo, così almeno ho potuto impararlo a memoria, però ho avuto pochi giorni ed era abbastanza lungo come discorso. Però sicuramente ho avuto modo di leggerlo più volte, perché un conto è leggere giusto per leggere, invece quel discorso andava letto perché andava capito veramente. Le parole, il significato e l'importanza dei valori che stiamo cercando di trasmettere a tutti coloro che seguono il calcio e non solo. Quindi sicuramente nel momento in cui l'ho letto ho provato molta emozione, perché poi logicamente era un discorso bello, importante, che andava preso nella maniera giusta. E nel momento in cui l'ho letto, poi ho avuto la fortuna di leggerlo davanti alla città, davanti ai nostri tifosi nel nostro stadio, quindi è stato sicuramente motivo di orgoglio,
ed è stata una cosa veramente bella che l'anno scorso non ho potuto leggere perché ero squalificato la prima giornata, l'ha letto Renzetti che adesso non è più con noi, è a Cesena, non che, no. Però quest'anno ci tenevo in maniera particolare ed è stato veramente un bel gesto che spero che sicuramente negli anni successivi si possa ripetere durante l'anno. La cosa importante, intanto ti ringrazio, è che quella lettura venga vissuta in tutte le 42 giornate da parte vostra, tant'è che adesso regaleremo a ogni società 2 copie di quel giuramento con una bella cornice, uno nello spogliatoio e uno nella sede sociale, così chi ha voglia di tanti Io personalmente ho fatto una stampa e a breve la metterò in casa perché è bello, perché poi ho l'onore e la fortuna di leggerlo e ti fa capire veramente tante cose, e quindi questa è sicuramente una bella iniziativa che bisogna fare assolutamente per sensibilizzare tutti. Questo è un capitano, bravo. Dico, prima di